Dove vuoi andare? Mi scoccio. Dove vuoi andare? Voglio andare a lungomare, Bellini, A fare centro che? storia, A vai a fare che? No, bere, qua a invece c'è un posto fare. bello. Ragazzi, guardate a quelle due. Vabbè, le ho viste anch'io, quindi... A guardare siamo bravissimi, eh. Confermo. Confermi, passiamo ai fatti. No, no, lascia stare. Andiamo. Nico, vieni tu. Ma tutte le volte la stessa cosa dobbiamo fare. Non ci vengo. Vado solo io, aiuto. Entriamo? È successo, eh? È successo. Buonasera. Sono bravo a fare tu. Vado su io. Vamo per caccanare. Ragazzi, per voi? Allora, per me qualche cosa di leggero, un cocktail alla frutta. 3 vodka assoluti e il cocktail alla frutta lo diamo alla ragazza. Andiamo, Rosy, vuole non fare il cretino. Ma qual è il tuo problema? È sabato, divertiamoci, beviamo. Lascia stare. E poi lo sai che noi non beviamo. Mirko. Vabbè, dai. Però una volta sola, uno solo. Signori, Mirko beve. Ok, ghiacciolo. Che? Mirko. Vieni con me. Vieni con me. Dai. Stai percepi? No, ti prego. Sono liberi questi posti? No, non vedi? Non sono occupati perché ci siamo noi. Sentite, non stiamo scherzando, stiamo con i nostri ragazzi. Ah, siamo già fidanzati? Allora facciamo, tu sei la mia fidanzata, va bene? No, siete completamente ubriachi. Confermo. Ubriachi? Va bene. Bellissimo. Andrea, io.
Mirko! Mirko! Stefania! Stefania! È così che la chiave dietro la porta ha salvato la mia vita. Lo so, forse non vale la pena essere tragico. Magari non sarei morto. Ma chi può dirlo? E soprattutto dopo chi può tornare indietro? In realtà i medici l'hanno detto. Bastava qualche minuto in più. Mi ha salvato l'amicizia. E anche la chiave dietro la porta. Sì, lo so, sembra un filmettino a lieto fine. E so anche che cosa state pensando della chiave dietro la porta. Io poi torno a casa e mia madre e mio padre devono farmi 1000 domande. E la fiducia dove sta? E però so anche che cosa state pensando voi genitori. Io poi devo aspettare a uno che torna quando gli pare e piace. No, non è vero, non lo state pensando. Perché l'egoismo è una cosa che appartiene a tutti tranne che ai genitori. Siamo egoisti noi ragazzi, che crediamo di non aver bisogno di aiuto. E sono ingenui i genitori a credere che possiamo cavarcela da soli. E diciamocelo, è anche ingenuo dare la colpa ai locali, quando siamo noi che continuiamo a chiedere di bere. Per la prima volta, a nome di tutti i ragazzi come me, io vi chiedo, chiudeteci le porte. Non rendeteci la vita facile. Tanto vi basta poco per capire se stiamo bene oppure no. Lasciarci la porta aperta è come chiudere gli occhi. Vi basta poco per salvarci, per non farci perdere gli affetti che abbiamo. E soprattutto quelli che non abbiamo ancora. Basta poco per salvarci. Basta essere presenti. Ma soprattutto basta essere indifferenti. Basta la chiave dietro la porta.